Rieccoci Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Vi ricordo che questa trasmissione è divisa in due parti. Nella prima abbiamo il direttore generale della sanità della Regione Veneto, il dottor Luciano Flor, nella seconda invece parleremo di un'iniziativa di solidarietà che riguarda l'Ucraina, poi ve la spiegherò meglio. Parlavamo con il direttore generale Flor sugli stipendi e una delle cose che si lamentavano, che però è regolare, dicono chiamano dei medici a prestazione, quelli con ovviamente dei contratti che sono regolari, e prendono 900 euro lordi a chiamata e dicono loro con 3-4 chiamate prendono lo stipendio nostro di un mese. È tutto regolare, dicono, però non ci sembra sia giusto. Condivido il fatto che questa è una situazione di trattamento diverso di persone che lavorano nello stesso ambiente e che fanno lo stesso lavoro, e infatti con l'ultimo provvedimento però che ha un abbiamo, significato questa strategia? Con l'ultimo provvedimento che abbiamo varato, noi abbiamo varato di poter corrispondere ai nostri medici le stesse cifre, senza dunque nell'iter che noi facciamo di arruolamento dei medici per garantire i servizi ci sono i concorsi, ci sono le chiamate a tempo determinato, c'è qualche contratto libero professionale, c'è la possibilità di chiedere prestazioni aggiuntive ai nostri medici. Allora noi abbiamo deliberato e messo in legge di poter dare un compenso ai nostri medici che fanno attività aggiuntiva diverso da quello stabilito a livello nazionale. Che percentuali sul 20%, cos'è sulla prestazione? Ricordo, il contratto nazionale... Mi sembra adesso così ad occhio e croce, non vorrei sbagliare, subito, direttore Flor. Il contratto nazionale prevede che per l'attività aggiuntiva, contratto nazionale siglato dai medici, prevede che per l'attività aggiuntiva ci sia un compenso di 40 o 60 euro ora a seconda del tipo di attività. Noi abbiamo introdotto per i medici che fanno turni in pronto soccorso il compenso di 100 euro ora, perché volevamo dare la possibilità ai nostri medici di poter lavorare ad un compenso adeguato. 100 euro lordi? 100 euro lordi? Sono 100 euro lordi, certo, come sono lordi 60, come sono lordi 40, ma abbiamo fatto una legge per discostarci da un parametro nazionale. I medici sanno benissimo che quello è un vincolo che c'è contrattuale a livello nazionale. Noi abbiamo detto dobbiamo trovare un certo numero di medici pescando da medici che ci sono e non fantasia o ipotesi illusorie. Secondo, poter pagare di più i medici che fanno attività aggiuntiva. Ci tengo a sottolineare che fanno attività aggiuntiva, più soldi a chi fa di più. È un concetto semplice, ma è anche un'impostazione seria. Noi riteniamo che questo sia il riconoscimento. Sì, ma un chirurgo che fa di più cosa vorrebbe dire? Cioè già uno fa 3-4, faccio interventi al giorno, 2 o 3, dipende dalla gravità o dall'importanza dell'intervento. Cioè cosa vuol dire il fare di più? Un chirurgo non ha un orario prestabilito, ha uno stipendio? Guardate, tutti i medici tutti i pubblici dipendenti hanno un orario settimanale, ce l'hanno anche i medici. Il primario non è tenuto a dimostrare la sua presenza, perché però poi alla fine magari è quello che sta di più in reparto, non stiamo per questo volevo dire. Questo. Ma noi diciamo, oggi noi facciamo i concorsi, facciamo le procedure, arruoliamo le persone, poi andiamo a cercare qualcuno che ci dà una mano. No, nelle fattispecie sono successe le cooperative. Allora noi diciamo alle aziende, guardate che potete con i vostri medici chiedere di svolgere attività aggiuntiva per coprire quei turni che altrimenti coprirebbe qualcun altro, e li potete pagare non più 40 o 60 euro ma di più. Questo è quello che abbiamo fatto col provvedimento concordato con i primari di pronto soccorso del Veneto, perché la criticità più grande che noi avevamo era sulla turnistica di pronto soccorso. Allora, insieme con i primari di pronto soccorso e con quei loro rappresentanti abbiamo vagliato tutte le ipotesi possibili. E una delle ipotesi era quella di far rientrare, dar la possibilità di rientrare a lavorare in pronto soccorso a chi non ha potuto fare una specializzazione.
magari ha lavorato 3-4 anni, 4-5 anni in pronto soccorso con turni, con incarichi temporanei. Qualcuno si è licenziato, le dico anche nella regione Veneto, si è licenziato dal pronto soccorso qualche primario per andare a fare il medico di base proprio in virtù che era un lavoro stressante e non era retribuito come doveva essere retribuito. Ci sono situazioni molto diverse, cioè il singolo caso non è la regola della regione. Noi oggi con i medici e con i primari che lavorano in pronto soccorso abbiamo concordato le misure che loro ci hanno chiesto, ed è quello di dare stabilità alla funzione di pronto soccorso, di poter arruolare medici che oggi non possiamo arruolare e di poter pagare di più l'attività aggiuntiva. Ma secondo lei, direttore Fror, in tutta questa marasma che c'è, perché questa difficoltà oggettiva c'è, si sapeva, poi il Covid l'ha evidenziata in maniera maggiorata, c'è stato qualche errore di base sotto un aspetto organizzativo? Parlo in Italia, non nel Veneto, vorrei sentire il suo pensiero in questo. La sanità è stata un attimino bistrattata sotto certi punti di vista a livello di organizzazione, a livello di, oppure domanda di riserva, è una strategia per portare a far sì che la sanità venga privatizzata e venga che l'utente si paghi la prestazione come in tanti altri paesi, esempio Israele, esempio America, esempio dove devi entrare in ospedale con la carta di credito? Ma la risposta sarebbe un po' troppo lunga, forse io posso semplificare in questo modo. Io mi sono iscritto a medicina a Padova ed eravamo 2440 iscritti, quando è arrivato il numero chiuso sono diventati 240. Sarà stato sbagliato il 2440, ma forse era sbagliato anche il 240. Dunque qualche errore c'è stato. Allora oggi abbiamo avuto per alcuni anni l'onda lunga dei 2440 ed avevamo troppi medici. Oggi abbiamo l'onda lunga dei 240 ed abbiamo troppo pochi medici. Forse c'è una via di mezzo che va riassettata con la programmazione del numero dei medici che formiamo, perché noi sappiamo con buona precisione quanti medici escono e di quanti medici abbiamo bisogno per continuare a garantire i servizi. Di certo abbiamo impostato un servizio quando avevamo tanti medici. Forse oggi bisogna anche riflettere di reimpostare un servizio con il numero di medici che abbiamo a disposizione. E forse bisogna reimpostarlo non guardando solo il medico o la specialità, ma guardando le aree e con un'impostazione che va al di là del singolo caso o del singolo ambito geografico, guardando magari con un ambito con una visione un po' più ampia. Senta, devo chiedere tante cose, abbiamo tante cose a chiedere, perché davvero con lei bisognerebbe fare molto tempo nella trasmissione, perché poi riesce a chiarire anche le cose sotto tutti i punti di vista. L'altro reparto di difficoltà è il reparto degli infermieri. In quella trasmissione poi tra l'altro sono venuti i maggiori sindacati che riguardano l'azienda ospedaliera degli infermieri, e hanno detto: sono venuti 3 o 4 infermieri di chiedermi come licenziarmi, perché ha detto i turni, lo stress, le ferie non ci danno, e la situazione infermieri nell'azienda ospedaliera del Veneto è preoccupante, e ovviamente anche a quella di Padova. Lei cosa dice? Io dico che oggi, guardando al futuro, sono più preoccupato per il personale infermieristico che per il personale medico, perché per il medico sono già in atto soluzioni che genereranno una normalizzazione della situazione. Ci vogliono 3 anni, 4 anni, 5 anni, ma abbiamo in cantiere un numero di medici che saranno disponibili nei prossimi anni che ci fa stare, direi, più tranquilli rispetto alle criticità che abbiamo oggi, che magari avremo per altri 2-3 anni. Sul personale infermieristico l'Italia non ha ancora abbracciato un'idea europea. Guardi che se noi guardiamo i 30 paesi industrializzati dell'OCSE, noi come media di disponibilità di medici siamo sopra la media, noi siamo sotto molto di infermieri. Noi abbiamo creato la professione infermieristica, ma non gli facciamo fare la professione infermieristica. Abbiamo cambiato poco l'organizzazione, avendo a disposizione infermieri con una laurea universitaria che li rende da situazione precedente arte ausiliaria a professionisti sanitari. La media dei paesi
europei è di un medico versus 3/4 infermieri. E quindi? Noi non stiamo formando nella proporzione 3 o 4 infermieri per ogni medico che formiamo. Siamo al paradosso che quest'anno l'Italia forma 17.000 medici e 17.000 infermieri. Sono troppo pochi. E quindi? Noi negli anni futuri, noi stiamo lavorando, noi abbiamo aumentato, in Veneto il numero di infermieri l'abbiamo leggermente aumentato. Eravamo a formarne circa 1.300 all'anno, stiamo andando verso 1.800, ma io ho un fabbisogno preventivato, se vogliamo raggiungere quegli obiettivi anche di organizzazione di equip, di autonomia dell'infermiere su alcune attività infermieristiche dettate dal profilo dell'infermiere, dalla sua formazione e da quello che oggi in molte realtà fa, non da cose. Dobbiamo pensare di dover aumentare molto il numero di infermieri che formiamo nelle nostre scuole. E quindi come si opererà? Noi lavoriamo con le nostre università per formare più infermieri, le nostre università hanno dato disponibilità. Mi scusi diretto, siccome diceva lei una cosa che mi soffermo perché ha detto sono preoccupato più per questo ramo delle aziende ospedaliere piuttosto che i medici, perché con i medici la programmazione ci permetterà fra un tot di anni di sopperire alle esigenze. Però ha detto sono preoccupato per gli infermieri, quindi per gli infermieri cosa si faranno per aumentare di 3-4 volte quel numero che lei diceva prima? È una programmazione nazionale, non è una ma stanno programmazione. facendo qualcosa? Su quest'anno non è accaduto, vediamo cosa si riesce a fare per il prossimo anno accademico, che ci sia un sensibile incremento di posti disponibili, ma poi anche, come diceva per i medici, di rendere allettante questa offerta e questa possibilità. Noi abbiamo per tanti anni pubblicizzato, e lo stiamo facendo ancora, la scuola per infermieri professionali, perché dà un titolo di studio che ti permette di lavorare, di poter lavorare in Veneto, di poter lavorare nel nostro servizio sanitario. Mi scusi direttore, in un'azienda ospedaliera, in un reparto di chirurgia, faccio un esempio, dico chirurgia prima, ogni infermiere quanti pazienti potrebbe curare in un turno? Noi abbiamo la turnistica che a seconda del numero di pazienti c'è un numero di infermieri di giorno, un certo infermiere di notte. Sì, ma quindi magari 2 infermieri di notte devono seguire 20 pazienti. Esattamente. E non sono tanti pazienti rispetto agli infermieri che sono a disposizione. No, perché magari suona il campanello 1, semplifico, e l'infermiere non arriva e dice calma, sono da solo, ne ho altri 4 che mi suonano il campanello. Guardate, non so se sono stato chiaro. Ci sono dei parametri regionali e anche nazionali sulla dotazione del personale infermieristico. Noi pensiamo, l'Europa, i paesi sviluppati pensano che l'infermiere, oltre a queste attività di cui parla dell'ospedale, abbiano anche un ruolo nell'attività territoriale, in attività altre, ambulatori infermieristici. Ci sono infermieri che sono in grado di accudire, di curare, di prendere in carico un malato in forma autonoma, malato che ha già la diagnosi, che ha già la terapia instaurata, che non ha complicanze ma che ha bisogno di assistenza, che ha bisogno di assistenza infermieristica. Noi dobbiamo poter sviluppare, abbiamo bisogno di avere infermieri. Noi dobbiamo formare un numero superiore di infermieri perché ma le per equip farlo assistenziali. cosa bisogna fare? Aumentare gli stipendi, che qui io ritorno sempre sotto l'aspetto economico perché poi è quello uno dei più importanti per avere delle persone. Cosa bisogna fare? Mi scusi direttore se la interrompo, oggi la gente cerca il lavoro e quasi tutti cercano il lavoro statale, il lavoro sicuro. Quale lavoro sicuro è meglio di quello di andare a lavorare in ospedale? È un lavoro sicuro. Allora perché la gente non va? Perché è un lavoro pesante, perché non è retribuito bene? Ci sarà un motivo che non va quando la gente cerca un lavoro statale, tra virgolette, dove ha la sicurezza e lo stipendio, e in questo caso invece le aziende ospedaliere, la sanità italiana fa fatica a trovarli? Ci sarà un errore da parte di qualcuno? Non dico lei, ovviamente. Io non voglio cercare colpe o colpevoli, è molto meglio cercare soluzioni. Oggi noi abbiamo il numero chiuso a infermieristica e ci sono persone che si iscrivono per fare gli infermieri e vengono bocciate alla selezione. Ecco, io credo che dobbiamo superare questo ostacolo e magari superare anche la logica del numero chiuso tout court. No, magari chi non è idoneo all'infermiere se ne accorgerà durante il corso di studi, ma non possiamo dire che ci mancano gli infermieri e poi facciamo la selezione e bocciamo chi vuole partecipare a fare l'infermiere.
Allora, se noi oggi abbiamo in Italia 16-17 mila posti per infermiere, dobbiamo gradualmente aumentare questo numero, sensibilmente, se vogliamo arrivare... Sì, ma come si può fare? Proprio la domanda che le faccio, come si può fare? È la programmazione nazionale delle scuole universitarie per infermiere che deve aumentare i numeri. Però tanti, mi scusi se le dico perché questo mi dicono i sindacati che sono venuti la volta scorsa, hanno detto si rifiutano, non partecipano nemmeno a questi bandi, molti mi dicevano abbiamo fatto un bando, adesso non ricordo, non vorrei sbagliare nel dare dei numeri, la settimana scorsa abbiamo fatto un bando, non è intervenuto nessuno per quanto riguarda un concorso proprio per infermieri, non mi ricordo dove. La domanda è, ci sarà qualcosa che bisognerà pur fare a livello nazionale ovviamente per dare un attimino di, come si può dire, di incentivo perché la gente venga a fare gli infermieri? Guardate, nell'ultimo concorso per infermieri noi abbiamo stabilizzato quasi 1000 infermieri. No, parlavo nazionale. No, noi, Regione Veneto. Noi rispetto a 2 anni fa abbiamo 1800 infermieri in più che lavorano oggi nelle nostre strutture. Un certo numero è stato legato alla necessità di avere più disponibilità per il Covid. Questi infermieri resteranno stabilizzati, speriamo che il Covid sparisca, potranno essere impiegati in attività rutinarie che noi abbiamo senza pensare sempre al Covid. Dobbiamo pensare comunque che hanno coperto anche situazioni critiche perché abbiamo avuto assente causa positività al Covid noi un numero elevato di operatori. Noi sono da un anno che abbiamo costantemente un numero di persone, medici e infermieri assenti perché positivi e quindi anche questo ha aggravato la situazione, ha inciso parecchio e non poco. Abbiamo avuto delle settimane in cui avevamo 2000 persone assenti perché erano positive, quindi chi dice che il problema è risolto, il problema non è risolto, ce l'abbiamo ancora, insomma, no? Adesso si sta attenuando il numero dei positivi presenti, però in questi 2 anni si è parlato anche di questo. Però torno alla sua domanda perché non vorrei passasse che noi non stiamo attenti alla questione stipendi. Allora, la questione stipendiale è una questione dove i rappresentanti di queste categorie sono in queste settimane al tavolo col governo. Il livello retributivo esce da quei tavoli ed è per noi vincolante. Le clausole del rapporto di lavoro sono un rapporto di lavoro nazionale. Per noi questo è un atteggiamento ed però è la una Regione poteva situazione... fare qualche aggiunta, mi diceva. La Regione ha margini irrisori rispetto a quello che è il contratto nazionale. La Regione ha accantonato i soldi per il rinnovo dei contratti, quelli che ogni anno venivano definiti a livello nazionale. Questo i rappresentanti sindacali lo sanno. Se però parliamo di riconoscimento della categoria, che siano medici, farmacisti, psicologi, infermieri o tutte le altre categorie, questo avviene sul tavolo del rinnovo del contratto nazionale. Allora, interventi della Regione sono marginali, non prendono in considerazione una diversa valutazione di una categoria di personale del servizio sanitario, anche perché voglio ben vedere come facciamo poi a trattare in maniera diversa un sistema che è unico. Certo. Quindi bisogna avere coraggio. Allora, quando mi pare il Ministro recentemente dice superamento del blocco di spesa per il personale, ricordo che è un blocco che vale dal 2006, Ministro Livia Turco, va nella finanziaria 2006 e riconduce la spesa per il personale 2004. Quando toglieremo questo vincolo sarà sempre troppo tardi. Sono già passati 16 anni, quando più esattamente. O meno 18. È stato 2004. Poi rinnovato con diversi decreti, con diverse finanziarie, però ad oggi torna in campo quel limite. Nello specifico c'è nella realtà la possibilità di cambiare davvero questo tipo contrattuale, secondo lei? C'è la volontà di poterlo fare oppure no? Guardate, i contratti del personale della sanità hanno le dinamiche dei contratti del pubblico impiego e hanno i contratti, gli incrementi che sono stati definiti a livello nazionale. Diceva che sono sul tavolo, stanno lavorando proprio in tal senso. Sul tavolo bisogna vedere che cosa si riuscirà a tirar fuori dalla parte che sta sul tavolo del governo. Ora, quanti soldi saranno messi a disposizione per i rinnovi contrattuali?
E lì entra in campo il Ministro della Salute, si è espresso positivamente ed ha lanciato un messaggio, direi che sia confortante, confortante, perché dice: togliamo questo vincolo del tetto di spesa per il personale, perché se noi teniamo il tetto di spesa per il personale, guardate che per aumentare gli stipendi bisogna diminuire il personale. Certo. E noi abbiamo bisogno di aumentarlo? Assolutamente. Quindi noi dobbiamo aumentare il personale, perché sia sull'ambito infermieristico sia sull'ambito medico dobbiamo aumentare il personale. È, secondo me, doveroso rivedere il trattamento economico di queste categorie che hanno un trattamento economico fermo da troppi anni. Vabbè, speriamo che ciò accada, come diceva lei. Ho un altro servizio da farle vedere, direttore Fror. Oggi mi ha detto morire, lei oggi mi fa diventare matto con tutti questi servizi, tutte queste problematiche, ma sono ovviamente quelle che colpiscono l'opinione pubblica. Ieri siamo andati ad Agna, un paesetto nell'Inter padovano che ha pochi abitanti, però che ha un grosso problema. Non ha il medico di base, come sono in difficoltà tantissimi altri comuni dove ovviamente i medici o andranno in pensione o addirittura si privatizzano. Andiamo a vedere questo servizio di Elisabetta Corazza e poi sentiamo il pensiero del direttore Flor. Medico di base cercasi. È questa la situazione del comune di Agna, in provincia di Padova, a una trentina di chilometri dal capoluogo, ritrovatosi dal 1° maggio scorso senza un medico. E così 1.300 assistiti su una popolazione di 3.200 abitanti, molti dei quali, il 24% over 65, hanno dovuto cercare un altro medico, per lo più nei comuni limitrofi. Appena fatto il cambio sono andato con la dottoressa di Conselve. 10 km di strada? Sì. Sono pochi, insomma, in caso di necessità. Ma lavorando io a Conselve, magari tornando a casa da lavoro, passo di là. L'ambulatorio è un po'... insomma, è un disagio se devo andare a fare una visita. Cioè, non possiamo stare senza medico. Anche quelli più anziani, adesso noi siamo giovani, però lo stesso non è comodo, insomma, avere un medico in paese, molto comodo. Abbiamo cambiato medico perché tra l'altro eravamo proprio con il medico che è andato via, a Conselve io, a Bagnoli i miei genitori, però è un problema soprattutto per gli anziani, sì. Tanti chilometri da fare, insomma. Sì, fortunatamente il comune si è messo a disposizione anche per cambiare il medico, perché anche solo andare al distretto e fare il cambiamento è già impegnativo per tanti che magari non hanno neanche la patente. Il medico di famiglia rappresenta il primo baluardo a cui solitamente si rivolgono i cittadini in caso di necessità. Abbiamo deciso di aprire uno sportello in biblioteca per svolgere le pratiche per fare la richiesta del cambio medico, perché fisicamente ci si può recare al distretto, ma ci sono anche persone che non hanno mezzi per spostarsi o non sono pratici dell'uso del computer, e quindi noi stiamo raccogliendo i documenti, mandando le richieste, poi il distretto ci manda le nuove tessere sanitarie e noi le distribuiamo ai nuovi pazienti. Quindi insomma stiamo cercando di ovviare al disagio con i mezzi che insomma riusciamo e possiamo volentieri. Sul territorio non si trova un medico e questo malgrado l'amministrazione abbia messo a disposizione gratuitamente gli spazi per un nuovo dottore, un ambulatorio tutto nuovo e moderno, incomodato d'uso gratuito, con utenze pagate dal comune stesso, completo di arredo e PC, wifi e di una confortevole sala d'attesa, ovvero con tutto ciò che possa servire. La situazione non è sostenibile. Noi siamo un po' scoraggiati da un lato e molto arrabbiati dall'altro lato. Ci stiamo dando da fare in tutte le maniere per trovare comunque anche noi, anche se non abbiamo qui il potere decisionale, per cercare di lanciare l'appello. Il sindaco Gianluca Piva le ha provate tutte già dall'ottobre 2020, quando sono emerse le prime avvisaglie del problema. Ha scritto all'ULSS, alla Regione, al Prefetto, al Ministero della Salute e al Presidente della Repubblica. A sostegno della battaglia sono state raccolte più di 500 firme. Non può essere che un comune sia senza medico. Se c'è qualche medico che vuole avviarsi o che vuole anche aprire un secondo ambulatorio,
Qua ad Agna siamo in pieno centro paese, una zona videosorvegliata, a lato del municipio, all'interno del complesso scolastico c'è un meraviglioso ambulatorio appena sistemato e messo a norma. Il caso di Agna è emblematico, rappresenta l'apice di una situazione sempre più preoccupante in Veneto e non solo. I medici di medicina generale sono sempre meno, basti pensare che sono decine quelli andati in pensione nell'ultimo anno e mancano i sostituti. Una soluzione nei brevi tempi, io vedo quelle soluzioni lì, aumentare il quorum di assistiti e dare la possibilità ai medici di andare oltre il limite di età, insomma. Nel 2022 credo, direttore Foll, che sia una cosa abbastanza preoccupante nel vedere una situazione, per quanto piccolo sia il paese, per quanto bravi sono gli abitanti a cercare altre soluzioni, che un paese o anche altre zone delle varie città del Veneto non abbiano oggi un medico, oppure il medico di base da un determinato numero di pazienti che doveva curare se li ritrova aumentati, senza avere l'impiegata, senza avere tutto quello che dovrebbe avere per dare supporto ai pazienti. Non si può fare qualcosa? Allora, le rispondo sempre con il realismo con cui hanno parlato queste persone. Il numero dei medici di medicina generale è passato in pochi anni da 3.300 a 2.600. La Convenzione nazionale prevede che il numero massimo di assistiti sia di 1.500. Noi abbiamo come primo provvedimento, in accordo con i medici di medicina generale, fatto un provvedimento che è su base volontaria, non imposto, quindi nessuno è obbligato, ma chi vuole può andare fino a 1.800 assistiti. Ovviamente questo è retribuito. Per chi accetta questo aumento di assistiti c'è anche un riconoscimento economico per il supporto amministrativo. Al di là che il medico sia da solo, sia in gruppo, sia in medicina di gruppo integrata, o sia in associazione, o sia in rete, ma non sono chi tanti, accetta, 1.800 per un medico chi solo? Accetta, in Olanda è 3.000 la media. Addirittura? Non quindi dipende da come si è organizzati. I medici che se la sentono e che magari hanno un'organizzazione che rende questo possibile, perché sono in una forma che gli consente di farlo, possono andare a 1.800 assistiti. E vi ho detto, regolarmente retribuito e con un incentivo economico per il supporto amministrativo. Adeguato. Quindi già fatto da qualche mese. Il secondo punto è: possono partecipare a fare il medico in medicina generale i medici della scuola di medicina, quelli che stanno frequentando questa forma di specializzazione in medicina generale. Lo potevano già fare, fino a 650 assistiti lo potevano già fare per norma nazionale. Un medico che si iscrive alla scuola di medicina generale può avere 650 assistiti anziché 1.500. Il 650 l'abbiamo portato a 1.000 per il primo anno, a 1.200 per il secondo e il terzo anno della scuola. E come mai c'è questa difficoltà? Quindi, perché sono provvedimenti fatti in questi ultimi giorni, perché noi ci siamo attivati ed abbiamo fatto in modo che questo diventi un'iniziativa anche nazionale. Mentre noi approvavamo in Consiglio regionale, proponevamo in Consiglio regionale, ci muovevamo a livello nazionale e la Camera ha già approvato quella proposta che è venuta da noi per aumentare gli assistiti per il medico di medicina generale. Se poi il medico di medicina generale fino a 650 poteva già farlo, e perché nelle 1.000 diventa un problema e diventa un dottorino, allora io credo che qualcuno o non è sufficientemente informato, e può darsi, oppure sta speculando e polemizzando su cose che non hanno motivo né di polemica né altro. Perché un medico può già fare 650, se da 650 passa a 1.000, cos'è? Improvvisamente diventa un incapace? Allora, siccome abbiamo bisogno che ci siano più medici di medicina generale disponibili, a chi investe su questo lavoro gli diamo la possibilità non di essere fermo a 6,50,
ma gradualmente di andare a 1000 e 1200. Speriamo che anche Agna riescano a trovare un medico, quindi voglio dire, adeguatamente assistito, adeguatamente tutorato, ma non c'è nessun medico della scuola di medicina generale che non abbia un tutor. Chi autorizza il medico della scuola a svolgere questa attività è la scuola di medicina generale, non la regione e l'USL. È qualcuno della scuola che dice questo ha raggiunto un livello di autonomia che lo può fare. Questo, certo. Ricordo che nella scuola arrivano anche persone che hanno già un'esperienza professionale pluriennale, non sono proprio dei parvenu della medicina. Direttore, io sono in chiusura, abbiamo sforato con il tempo, la regia mi segnava, però abbiamo toccato dei temi ovviamente importanti per quanto riguarda la sanità in Italia, soprattutto nel Veneto, visto che lei è il direttore generale dell'azienda della sanità della regione Veneto. Le ho fatto ovviamente delle problematiche, però ci sono anche delle cose che funzionano bene. Ecco, in chiusura diciamo che dopo il periodo del Covid stanno riprendendo le attività normali, ci sono meno ritardi, insomma le aziende ospedaliere e le US del Veneto stanno ovviamente superando quel periodo difficile del Covid? Sì, stiamo gradualmente superando e stiamo anche con un notevole sforzo, perché si avvicina l'estate, forse un'estate un po' più tranquilla di quelle che abbiamo passato negli ultimi 2 anni. Speriamo che non ritorni l'inverno. Ecco, speriamo non ritorni, però ci stiamo attrezzando forte per ripristinare quello che facevamo rutinariamente. Penso ad esempio a tutte le iniziative di prevenzione, gli screening, le vaccinazioni, seguire alcune forme di patologie croniche. Dobbiamo riprendere e dobbiamo forse focalizzarci poi su alcuni temi di malattia che il Covid ha esacerbato, di cui si parla poco, disturbi del comportamento negli adolescenti ma anche negli anziani. Dobbiamo stare attenti non solo all'altissima specializzazione, ma anche ai bisogni veri della popolazione. Senta, direttore For, lei pensava di avere tutte queste problematiche nel diventare direttore generale della sanità del Veneto? Pensava che fosse meno problematica, invece si è trovato il Covid, si è trovato una